Ciao, nel video di oggi ti vorrei parlare della torcia elettrica e del perché ritengo sia veramente importante averne sempre una all'interno del proprio zaino. All'interno dello zaino di un escursionista ci devono essere alcuni oggetti che devono essere in quello zaino assolutamente. Pensiamo al kit di emergenza, a un buon coltello o a qualcosa per accendere il fuoco. Assieme a questi oggetti, secondo me è molto importante anche avere una torcia elettrica, soprattutto nella stagione fredda. Perché questo? Te lo posso spiegare con un esempio. È dicembre, è gennaio, sono uscito a fare un giro, mi può capitare qualcosa come un infortunio, ma posso anche perdere la strada, mi attardo, ho calcolato male i tempi e mentre sto tornando alla macchina o a casa vengo colto dal buio. Se non ho una fonte di luce, per me sarà molto difficile arrivare alla macchina. Magari ci arrivo lo stesso, ma ci arrivo in maniera rischiosa. Difatti, non so se l'hai mai provato, ma camminare in un bosco di notte o comunque in una zona dove non si conosce il terreno e non avere alcuna luce, camminare al buio, per cui è davvero difficile e pericoloso. Questo discorso poi può essere anche ampliato alla bella stagione. È ovvio che quando il buio inizia ad arrivare verso le 9:30, 10, si ha molto più tempo, per cui difficilmente un'escursione si tira così a lungo. Però anche d'estate è sempre meglio avere la torcia, anche per un altro motivo. Se effettivamente durante un trekking, un'escursione, mi capita qualcosa, per cui mi faccio male, avere una torcia può essere fondamentale per segnalare la nostra presenza nel bosco a qualcuno, per cui tramite quella funzione che solitamente le torce hanno di lampeggio. Oppure, una volta che mi sono fatto male, sono riuscito a chiamare i soccorsi e i soccorsi vengono a cercarmi, io con la luce posso far sapere a loro la mia posizione. E anche intanto che aspetto i soccorritori posso utilizzare la torcia per magari raccattare un po' di legna, cercare di accendere il fuoco, cercare qualcosa nello zaino, comunque per non stare nel bosco al buio. Sempre per un motivo di sicurezza, avere la torcia nello zaino, diciamo, almeno per mia esperienza, mi rende, diciamo, più tranquillo. So che ho la torcia, per cui anche se potrebbe capitare qualcosa che mi faccia allungare il giro, mi causi un ritardo e per cui potrò arrivare alla macchina solo col buio, se io ho la torcia sono più tranquillo. Faccio un altro esempio, sono a fare un'escursione, ho sbagliato la strada. Sono già le 4 e ho ancora un'oretta di cammino per arrivare alla macchina. Se io so di avere la torcia, posso andare con calma, tanto all'arrivo del buio utilizzerò la torcia per arrivare alla macchina. Se io non ho fonti di luce, dovrò iniziare a camminare veloce per il sentiero o addirittura a correre. Il correre lungo un sentiero potrebbe causarci un incidente, possiamo scivolare, possiamo cadere, per cui è sempre meglio camminare al proprio passo. Se ho la torcia, continuo la mia escursione, tanto so che riuscirò a concluderla. Al di là dei motivi di sicurezza, mi viene in mente un altro motivo. Se ti capita di andare a dormire in un rifugio gestito, probabilmente saprai che a una certa ora le luci si spengono. In un rifugio gestito c'è la corrente elettrica, ma a un certo punto, quando tutti vanno a dormire, le luci vengono spente e in camerata non è che se io devo uscire o cercare qualcosa nello zaino vado ad accendere la luce e lo cerco, utilizzo la mia torcia. Ovviamente se ti capita di andare a dormire in struttura non gestita come un ricovero o un bivacco, la torcia è fondamentale. È vero che ci sono le candele, ma nel 2017 penso che sia più comodo usare una torcia elettrica. Sul mercato esistono diversi tipi di torce, diverse tipologie, dalla diversa forma, diverso materiale, con un diverso tipo di alimentazione e con una diversa potenza. Per ciascuna attività c'è una torcia che va meglio. Per chi pratica il trekking, l'escursionismo, il bushcraft, sicuramente la torcia frontale è la miglior tipologia da utilizzare. Questo per due motivi. Innanzitutto la torcia frontale si indossa sulla fronte, appunto, per cui permette di mantenere entrambe le mani libere. Il secondo motivo è quello per cui la torcia, essendo installata sulla fronte, va a illuminare sempre quello che io guardo, per cui dove andrò a guardare avrò sempre la luce. Le torce, come dicevo, possono essere alimentate in diversi modi, batterie stilo, AAA ad esempio, oppure le 18650, altrimenti, come in questo caso, possono essere alimentate da batterie agli ioni di litio tipo quelle dei cellulari. Secondo me ogni sistema di alimentazione è valido, l'importante è sempre avere delle batterie di riserva oppure un power bank per poter caricare batterie di questo tipo. La durata di ciascuna pila dipenderà
dalla capacità delle batterie e dalla potenza della pila. Per praticare l'escursionismo, il trekking, sono già sufficienti 25-30 lumen. È ovvio che più è potente la luce, più il fascio di luce sarà importante, per cui più lontano andrà ad illuminare. Di solito più potenza ovviamente andrà ad incidere sulla durata delle batterie. Prestate attenzione che se volete utilizzare una torcia in ambiente innevato non deve essere troppo potente, altrimenti il riverbero potrebbe darvi fastidio agli occhi. Bene, il video di oggi si conclude qua. Io spero di averti dato delle indicazioni che ti possano essere utili in futuro. Tutti i link relativi al video li troverai sotto in descrizione. Io prima di salutarti ti ricordo come al solito di iscriverti al canale se non l'hai già fatto e di seguirmi sulla pagina Facebook. Ti ringrazio ancora per la visione, alla prossima, ciao!